Mister Alfonso Greco, una grande prova, un 2-0 che innanzitutto vi regala la prima gioia davanti al vostro pubblico ed è sempre bello raccogliere queste emozioni, ma soprattutto vi dà fiducia e certezze. Battere così in Siena una corazzata dalla capolista prima di questo turno sicuramente vi fa vedere con una luce diversa al prossimo campionato. Sì, ci tenevamo a fare questa vittoria in casa, insomma. Oggi secondo me abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra che fa dell'intensità, della qualità anche un'arma importante, e se è visto poco Siena è tanto merito dei ragazzi. Voglio sottolineare questa prestazione perché è stata una prestazione sotto tutti i punti di vista importante. Avevo chiesto questo perché avevo detto ai ragazzi che se per fare il risultato bisognava fare una partita di alto livello, fisica, tattica, tecnica, e oggi i ragazzi veramente hanno fatto una grande partita. Ora non abbassiamo la guardia, non ci culliamo su questo risultato, dobbiamo pensare a mercoledì, dove affronteremo sempre un'altra partita difficile, quindi, però oggi veramente ho visto tanta Torres. Ecco, visto tanta Torres, guardando il risultato uno farebbe i nomi di Ruocco, Oliviero, però forse questo sesto risultato utile consecutivo, l'aspetto che mette di più in mostra è una squadra molto solida, siete risultati molto quadrati. In questo modo siamo compatti. È una squadra che gioca, si sentono più sicuri i ragazzi, quindi va bene così. Però ripeto, oggi ho visto tanta Torres. Ecco, mister, una partita che sicuramente lascerà anche un dispendio fisico importante, perché comunque anche a livello per difendere avete sprecato molte energie. Avete mercoledì la sfida contro Alessandria, poi ci sarà di nuovo il derby, è una settimana dove gestire sarà... Sì, l'unica nota negativa sono insomma l'infortunio a Diachité e anche Ferrante che non è uscito insomma un po' con risentimento muscolare, quindi questa insomma è l'unica nota negativa di questa giornata. Mister, cosa ne pensa di questo girone? È un girone particolare, no? Dove è difficile anche individuare una squadra favorita. Adesso io non so i risultati sinceramente, ma da quello che ho visto fino adesso è un girone dove tutte le partite ci possono essere sorprese, quindi è un girone equilibrato, è un girone dove si possono trovare difficoltà in qualunque campo. Matteo Oliviero, ripartiamo da quell'esultanza, hai fatto un gesto come per dire tanta roba, descrivici quegli attimi della situazione. Ma dai, diciamo che appena partita mi sono reso conto subito che poteva essere un tiro insidioso per il portiere. E sono contento che sia andata bene, era da un po' che ci provavo, sono contento di essermi tolto questa gioia anche perché ha portato questi primi 3 punti in casa che ne avevamo un grande bisogno, non vedevamo l'ora di dare una gioia ai nostri tifosi qui in casa. Ecco, l'inizio di stagione non è stato facilissimo per te perché hai avuto alcuni fastidi muscolari che ti avevano un pochino limitato, no? Nell'impatto con la squadra, ti stai prendendo invece la scena nelle ultime giornate. Oggi è una prestazione molto importante e Greco ci ha detto in realtà tatticamente si sta più adattando lui a noi che noi a lui, perché di fatto avevamo studiato un modo diverso per lui. Ma secondo me non è tanto importante il modulo, ma è più come lo interpretiamo, come insomma quello che il mister ci chiede, noi ci siamo sempre messi a disposizione. E per quanto riguarda il mio periodo, come dicevi, sì, ho saltato la prima partita più per precauzione perché di fatto non avevo un vero problema muscolare, era più una precauzione, una semplice contrattura. Dalla partita seguente mi sono sempre messo a disposizione e sono contento che piano piano stiamo trovando risultati, condizione e appunto come hai detto ci mettiamo a disposizione di quelle che sono le idee del mister, indipendentemente dal ruolo, dal modulo. Ecco, sei un giocatore che conosce bene la categoria, conosce anche le stagioni in cui bisogna lottare, sudare per salvarsi, l'ha dimostrato anche a Limolese. Ti voglio chiedere quanto mentalmente bisogna stare attenti, no? Una vittoria, 6 risultati utili consecutivi, battere 2-0 il Siena, la prossima vedrà Alessandria, che però è già una sfida da non sbagliare perché è uno scontro diretto salvezza. Beh, sicuramente come hai detto tu, anche giocando ogni 3 giorni come ora, l'importante è mantenere una certa continuità. In questo ultimo periodo lo stiamo sicuramente facendo, dobbiamo continuare su questa strada, poi al di là del risultato penso che sia importante arrivare e garantire una prestazione. E questo sta avvenendo ed è per questo che stiamo ottenendo la continuità anche di risultati. Penso che il risultato sia più una conseguenza della prestazione aggressiva con il giusto atteggiamento che stiamo facendo in casa e fuori. Quindi penso sia un punto di partenza concentrarsi sulla prestazione e poi arriveranno anche di conseguenza tutti i risultati a livello di continuità. Ecco.
Francesco Ruocco, una nuova vittoria per la Torres 2-0, sesto risultato utile consecutivo, ma soprattutto un altro gol di Francesco Ruocco, sta diventando sempre più trascinatore e anima importante di questa Torres in campo. Sì, era importante fare punti oggi e ci tenevamo molto a fare i primi 3 punti in casa. Per fortuna è arrivato anche la gioia personale, quindi sono abbastanza soddisfatto. Potevo farne un altro, ho fatto un mezzo miracolo il portiere, quindi. Però insomma sono contento. Ecco Fra, cosa è successo nella squadra a livello mentale? Perché sembrate davvero un'altra squadra rispetto a quella che ha impattato il campionato. Siete molto solidi, molto compatti, anche molto meno frenetici nella gestione del pallone quando c'è da gestire anche il risultato. È scattata forse una scintilla? Sì, di solito in casa facciamo più fatica a gestire la palla, a capire i momenti della partita. Oggi è vero, sembravamo un'altra squadra. Ecco, a livello tattico Mister Greco ti sta facendo svariare tanto, sei partito per giocare da esterno in un 4-3-3, si è ritrovato a fare la seconda punta in un 4-4-2, a volte devi svariare tanto, tornare anche a prendere la palla in mezzo al centrocampo, però paradossalmente questo 4-4-2 ti sta dando tante opportunità di fare varianti. Sì, io mi trovo bene sia come esterno sia come seconda punta. Seconda punta sono più vicino alla porta, quindi ho più possibilità di fare gol. Poi c'è anche la fase difensiva, mi piace aiutare la squadra, quindi finché ne ho lo faccio, ecco. Anche oggi avete incontrato in Siena molto diverso da quello delle prime gare di campionato, no? E ti aspettavi di trovare una squadra così oppure no? Sinceramente avevo letto che erano imbattuti da 6 partite, non subivano gol, mi aspettavo comunque un Siena in difesa diverso, per fortuna è andata così, quindi sono contento, ecco. Un peccato non uscire con punti dopo una prestazione del genere. Peccato per i ragazzi perché hanno dato tutto, hanno quell'atteggiamento che cercavo, che a 20 minuti di partita, la partita scorsa non c'è stato. Insomma, oggi l'hanno messo in campo, hanno messo tanto coraggio, essendo pure giovani contro una squadra forte che dovrà puntare a vincere il campionato, nel giocare, cercare di mettere in difficoltà. E quindi sì, c'è il rammarico per quello, però bisogna già pensare a mercoledì all'Ancona, uno scontro insomma per noi davvero vitale, quindi dobbiamo prepararci al meglio, insomma. Ecco, le chiedevo un po' di questa posizione di Minala che ha fatto una sorta di play giocando sulla fascia destra. Questo può essere un giocatore importante per voi, non so che tipo di autonomia fisica abbia fino a questo momento, ma sembra un giocatore che può darvi molto. Sì, sicuramente oggi ha fatto una buona gara fin quanto ha retto, pure perché veniva da una settimana fa, aveva un piccolo acciacco, non ha fatto il ritiro, quindi giustamente quando ti fermi poi era entrato bene, stava entrando in condizione, si è dovuto fermare una settimana e mezzo, quindi per oggi ha fatto la prestazione fin quando ce l'ha fatta, sì. In alcune situazioni gli chiedo di abbassarsi, in alcune situazioni gli chiedo di alzarsi per lavorare un po' sulle seconde palle, quindi lui lo sa fare, quindi sono cose che poi è normale, più si gioca più andranno liate, insomma.
Io non credo che lei abbia ancora rivisto il gol, però da sopra la sensazione è stata che forse avete preso 2 gol evitabili. Sì, su situazioni, Leggibili. no, situazioni allenate e riallenate, quello è un po' il dispiacere, perché quando in settimana lavoriamo alcune cose, chi lavora, lo staff lavora dietro, io lavoro dietro su queste cose e gli diamo degli input, devono capire e leggerle le situazioni perché sono allenate. E quello un po' mi dà fastidio, però se non sbagli, quando magari hanno sbagliato loro non abbiamo punito l'entella, loro l'hanno fatto insomma. Direi che soprattutto sul primo, perché comunque avete poco spazio, poca Sì, pressione. sì, ma anche la seconda situazione è una situazione, sapevamo che loro attaccavano le spalle dei 2 centrali, quindi dovevamo comportarci un po' diversamente, però insomma bisogna dare comunque risalto alla prestazione della squadra. E non so quante squadre sono venute qua a giocare a calcio, a lottare come hanno fatto, a giocare a calcio e cercare di insomma portare a casa la vittoria. E quindi era preparato in questo modo. Purtroppo gli episodi quando cambiano il verso della gara, e quindi bisogna già guardare la prossima. Sì, primo tempo regalato da noi, non giocato assolutamente da noi, palle lunghe e noi non siamo, come ho sempre detto, una squadra che può giocare così. Poi nel secondo tempo abbiamo cominciato a fare gioco, avere occasioni da gol, poi abbiamo subito questo gol sul calcio d'angolo a 1 metro dalla riga della porta, però abbiamo avuto una bella reazione facendo un gran bel gol con Massimiliano Manca. Abbiamo continuato a giocare, abbiamo ripreso un altro gol sul calcio di punizione e poi stasera lo voglio vedere perché i miei ragazzi mi hanno detto che era mezzo metro il pallone fuori, rimesso dentro e ci hanno fatto gol sulla riga di porta. Però a prescindere da questo, e poi abbiamo avuto la grandissima reazione di continuare e abbiamo raggiunto il pareggio con Danilo, abbiamo avuto altre 3 o 4 occasioni su calci piazzati, però per un soffio non sono andati dentro. Però devo dire che la mia squadra ha lottato e questa è la cosa principale, non ci siamo mai disuniti quando eravamo sotto di un gol e abbiamo sempre reagito, abbiamo raggiunto questo pareggio che ci porta a muovere la classifica, siamo lì e da domenica prossima già pensiamo all'Artena perché dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo perso oggi.
purtroppo abbiamo una situazione di classifica deficitaria, per quanto riusciamo anche a fare prestazioni discrete, non stiamo riuscendo a raccogliere quello che ci permette per risalire la classifica. L'unica ricetta è bloccarsi le maniche e cercare di guardare avanti con positività. È una piccola battuta sull'arbitraggio, sull'elevato nervosismo in campo, un po' di qualche scaramuccia di troppo tra i calciatori in campo che forse ha giocato in maniera negativa sulla prestazione della squadra, forse troppo coinvolto. Non do nessuna giustificazione per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi, per quanto riguarda l'arbitraggio è sotto gli occhi di tutti. Una persona così maleducata in cui non si poteva neanche parlare o rivolgere, ha alzato un muro dal primo momento e niente, ha dimostrato qual è il suo valore. Noi siamo da bassa classifica, sicuramente lui non è qualche gradino sopra di noi. Che tipo di arbitro hai visto? Molto bene, una squadra viva, una squadra che ha voluto la vittoria, secondo me ha fatto un'ottima partita, in degli interpreti mi sono piaciuti tanto, ho conosciuto qualcuno, Gigi, Manzo, non mi vecchia mai, sono stati veramente bravi, hanno interpretato al giusto quale sia una sfida a salvezza e dunque è molto loro. Mister Papa, una sconfitta che veramente è difficilissima da commentare, perché al di là del risultato avete preso 3 gol con 3 mezzi tiri, avete fatto tutto voi. Sì, sono d'accordo, è una partita veramente che fa un risultato che fa male veramente, perché sarebbe stata una beffa anche un pareggio francamente, però per la mole di gioco che si è fatto, per tutto quello che si è creato, per l'intensità, la voglia che si è messa in campo da parte dei ragazzi,
abbiamo preso palle, gol annullati, rigore sbagliato, tante occasioni, veramente mi trovo qui a commentare una sconfitta che veramente non so, cioè, un pareggio sarebbe stata una beffa, figuriamoci parlare di sconfitta. Siamo qui, è tosta perché è difficile poi mantenere fiducia, è difficile comunque ripartire dopo questi risultati, insomma, poi soprattutto una squadra giovane come la nostra, insomma, certo abbiamo commesso anche degli errori, ma è impensabile che non li si commettano, ecco. Ci stanno, però insomma veramente 3 mezzi tiri, 3 gol, una beffa clamorosa, veramente. Vabbè, pazienza. Ecco, una beffa clamorosa come l'ha giustamente definita, perché tra l'altro forse la sua squadra ha fatto la miglior partita della stagione per quanto ha prodotto. No, ma cioè, c'è stata solo una squadra in campo che ha giocato avendo l'inerzia della partita dal primo minuto fino all'ultimo, insomma, un calcio d'angolo. 2 ripartenze, due volte sono entrati in area, hanno fatto altri 2 gol, cioè una cosa veramente, anzi forse il terzo neanche sono entrati in area, una mezza punta d'alleggerimento ed è entrata in porta. Stiamo parlando veramente di cose di fantascienza, guardi, non trovo veramente neanche parole per definire una partita del genere, è una beffa e basta. Ecco, in vista delle prossime lavorerete di più per evitare di fare questi regali, perché di questo stiamo parlando, l'ha detto lei, vabbè, però di essere più cattivi. Noi continuiamo, è facile dire non segniamo, subiamo, è facile, noi siamo questi, la squadra è questa, dobbiamo lavorare, sappiamo di dover lavorare sempre, ma i ragazzi lavorano, poi ce la mettiamo tutta, probabilmente dobbiamo migliorare, questo lo sappiamo, poi tireremo le somme, non so, ci confronteremo come sempre, però in questo momento così a caldo è veramente difficile. Secondo me è un'ottima prestazione dei ragazzi. Abbiamo praticato tutto quello che avevamo preparato in settimana, come sappiamo tutti, squadra che non molla mai, oggi ci abbiamo creduto fin dall'inizio e penso che il risultato sia meritato. Sì, ha parlato di gol, ma come sappiamo tutti il portiere ha fatto il suo dovere come l'hanno fatto tutti quanti i compagni, anche quelli che sono stati in panchina. Io dico sempre, ho una rosa di 25 giocatori e tutti sullo stesso livello, poi chi gioca più, chi gioca meno, quello in base alle situazioni delle partite, a chi sta meglio, il fatto che fuori quota, però io assolutamente lo stima di tutta la rosa che alleno dal 25. Ma la prestazione sì, abbiamo a tratti dominato il gioco, ma secondo me non c'era quella personalità, quella cattiveria che piace a me, che ho sempre visto in questa squadra, e questo mi rammarica molto, mi dispiace. Arrivavano loro prima sulla palla, avevano più voglia di vincere e più cattiveria, secondo me. Poi le partite si vincono anche con tanta determinazione e tanta voglia. Sì, sicuramente c'è mancata il gioco c'è, quindi l'aspetto è positivo. Purtroppo non basta oggi in questo campionato, questo è un campionato molto duro, molto difficile. Abbiamo perso contro 2 squadre che comunque avevano 0 punti, a Trento e oggi in casa col Genova, quindi dobbiamo imparare sicuramente a curare di più il dettaglio e a lottare molto di più su ogni pallone. Questo è quello che io avevo detto tutta settimana, ne abbiamo lavorato, abbiamo detto anche prima della partita, e quindi dobbiamo continuare a lavorare sotto questi aspetti qua.